Per oltre 200 anni i Longobardi sono i padroni d'Italia e, come abbiamo visto, ormai si sono amalgamati con la popolazione locale, visto e considerato che erano possibili matrimoni misti. Così, quando Re Desiderio viene sconfitto da Carlo Magno, non c'è nessuna fuga. I Longobardi, per quanto riguarda la nostra città, sono diventati milanesi e rimangono dove sono. Con Carlo Magno, Milano torna in letargo. La città è gestita da un conte di seconda categoria, ma praticamente è nelle mani del vescovo. E a proposito di chiesa e di religione, Carlo Magno, che probabilmente a Milano non è mai passato, aveva deciso di abolire il rito ambrosiano. L'insurrezione fu talmente violenta che dovette rinunciare. La Chiesa di Milano ha un grandissimo potere e indipendenza. Il vescovo è l'unica autorità che risiede a Milano e durante il periodo di dominazione carolingia aumenterà sempre di più il suo potere fino ad estendersi al di fuori della città e della diocesi. L'impero creato da Carlo Magno dura circa 70 anni. Le lotte interne per il potere lo sfaldano. Siamo in quel periodo definito anarchia feudale. L'autorità centrale manca ed esistono tanti feudatari, padroni e signori, mentre il potere nelle città, come abbiamo visto, è nelle mani del vescovo. Come era successo 5 secoli prima, quando si sfaldò l'impero romano, con la fine dell'impero carolingio la città rifiorisce e acquisisce un ruolo determinante nelle vicende italiane.